buongiorno, eccoci qui puntuali come sempre all'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite la dottoressa Laura Brunelli, che è responsabile per l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale per la campagna vaccinale Covid. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qui. Una dottoressa giovanissima che ha avuto questo incarico praticamente a marzo, no? Quando è aumentato il lavoro, quando sono cominciate ad arrivare le dosi. Sì, quando siamo entrati nel vivo Proprio nel vivo, sostanzialmente, sì. È Quindi stato... una bella esperienza la Sì, è sua, stata importante, un'esperienza... difficile tra l'altro come ruolo. Sì, è stata un'esperienza, diciamo, formativa molto intensa. All'inizio è stato particolarmente difficile perché, come tutti sanno, insomma, avevamo pochissime dosi, per cui bisognava star lì sempre a centellinare l'attività nel tentativo di garantire sempre la seduta programmata e non sprecare assolutamente dosi perché sarebbe stato un peccato veramente. Certo. E poi via via insomma, la situazione è andata migliorando perché le consegne sono aumentate, per cui siamo riusciti poi ad espandere l'attività per garantire la vaccinazione su tutte le fasce d'età. Ecco, parliamo della situazione attuale, a che punto siamo? Possiamo già anche fare un calcolo praticamente sulla popolazione, sulla popolazione del Friuli Venezia Giulia, la percentuale dei vaccinati. Abbiamo Allora, un'idea? sia a livello aziendale come Friuli Centrale, sia a livello regionale, sostanzialmente abbiamo raggiunto il 74%, se non superato in questi giorni, di popolazione vaccinata. Se andiamo a considerare però la popolazione vaccinabile, quindi coloro i quali hanno almeno 12 anni e quindi per i Sì. quali oggi abbiamo un vaccino disponibile, abbiamo superato l'80%. Questo sicuramente è un ottimo risultato, nel senso che è in linea con quanto programmato anche dalla struttura commissariale. C'è del lavoro da fare che ci manca, che ci preoccupa molto, nel senso che comunque ci sono 37.000 cittadini che sono over 50, che non sono ancora vaccinati e per i quali siamo abbastanza preoccupati, nel senso che l'inverno sta arrivando e quindi gli effetti insomma, di coda di questa pandemia potrebbero interessare in particolare loro. Ecco, neanche la questione del Green Pass obbligatorio ha indotto le persone a correre ai ripari, quindi a vaccinarsi, le ha convinte a vaccinarsi? Abbiamo avuto un aumento delle prenotazioni, soprattutto legate ai primi annunci rispetto all'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro e quindi nell'ultimo mese abbiamo avuto un po' di ripresa di attività. Questo soprattutto però è andato manifestandosi per quelle fasce d'età interessate per quanto riguarda il mondo del lavoro, quindi abbiamo avuto aumento sui quarantenni, anche sui trentenni e sui cinquantenni. Sugli over 60 questo ha avuto chiaramente un impatto minore perché il legame con il mondo del lavoro poi va via via scemando, no? Con l'aumentare dell'età, per cui lì facciamo ancora fatica. Ecco, per quanto riguarda i bambini, ancora notizie non ce ne sono. Al di sotto dei 12 anni, quindi non ci sono le indicazioni ancora. No, siamo in attesa di autorizzazione di uno o più vaccini per l'utilizzo sull'età pediatrica. Sicuramente quello che possiamo fare oggi appunto è quello di coprire la maggior parte della popolazione presente per le fasce d'età su cui possiamo agire, sapendo comunque che l'effetto sui bambini del Covid sembra essere comunque ridotto rispetto alle persone più adulte e a maggior ragione nei confronti delle persone anziane. Per cui diciamo proteggere la popolazione, il resto della popolazione permette anche di creare una sorta di giubbotto di salvataggio intorno a questi minori che per adesso non possono beneficiarne in prima persona. Ma tutte queste paure nei confronti del vaccino, da che cosa nascono secondo lei? Ma allora, ci sono diverse categorie, diciamo, di problematiche che una persona può
manifestare nei confronti di una vaccinazione. Sicuramente è una vaccinazione nuova, per cui la popolazione l'ha percepita come una scoperta scientifica fatta di corsa. Questo non è vero, nel senso che la tecnologia che sta alla base dei vaccini era studiata da lunghi anni. Vero è che la diffusione dell'informazione, anche non veicolata sempre da persone esperte di quello di cui si parla, non aiuta, nel senso che le fake news sappiamo che hanno un impatto soprattutto a livello di social media e quindi di comunicazione non intermediata, che rischia di essere anche molto pericoloso nei confronti soprattutto di quelle persone che hanno un livello di istruzione o comunque di preparazione non tale appunto da riuscire a interpretare bene le informazioni che vengono loro comunicate. E comunque con Google sono diventati tutti medici, in O tutti sostanza. virologi, nello O tutti specifico virologi. quest'anno. Perché anche gli stessi medici, tante volte intervistati, no, parlano da virologi pur non essendolo. Abbiamo visto tanti esempi. Sì, in effetti diciamo che è stato un anno molto particolare, per cui forse dal punto di vista mediatico la sanità non era così tanto pronta a fronteggiare un'ondata sia comunicativa sia pandemica così tanto importante. Per cui spazi che magari sono stati lasciati vuoti sono stati presi da persone che magari in buona fede, però magari hanno commesso degli errori che dal punto di vista comunicativo si sono rivelati poi molto pericolosi. Senta, parliamo dell'attuale organizzazione proprio per quanto riguarda le vaccinazioni. Adesso dove si effettuano e poi anche che tipo di vaccino viene somministrato? Che aveva fatto tante polemiche, AstraZeneca, no? Le persone non volevano vaccinarsi con AstraZeneca perché sembrava che ci fossero più complicanze, che ci fosse una copertura vaccinale inferiore. Quindi adesso che cosa c'è? Allora, attualmente stiamo somministrando sostanzialmente Pfizer e Moderna. Abbiamo attivi gli hub vaccinali, in particolare quello che garantisce ad oggi il maggior volume, diciamo, di attività è l'Ente Fiera, quindi su Udine. E poi ci sono le manifatture di Gemona e le sedute presso l'ospedale di Palmanova. Presso queste sedi stiamo continuando a erogare prime dosi, seconde dosi e poi, immagino ne parleremo più tardi, abbiamo cominciato anche a erogare quelle che volgarmente vengono chiamate terze dosi, ma poi Infatti, mi piacerebbe specificare. L'attività di prime dosi comunque la stiamo continuando a garantire anche per il tramite e con l'ausilio dei medici di famiglia e con l'ausilio dei distretti, che riescono a garantire una capillarità sul territorio, chiaramente che noi con i centri non riusciamo a raggiungere, e riescono anche ad avere un livello di interazione con il proprio paziente molto più personale, per cui anche nei confronti di quelle persone che manifestano dubbi o che manifestano insomma dei timori o appunto dei timori, possono entrare in interazione più profonda. quindi abbiamo parlato di bambini, ancora nulla si sa appunto per le vaccinazioni in età pediatrica e arriviamo alla terza dose, perché quanti mesi dura? Perché sappiamo che anche il Green Pass scade dopo 8 mesi, quindi bisogna rinnovarlo, soprattutto per quelli che si sono vaccinati il 27 di dicembre, lo ricordiamo, i primi vaccinati in regione sono stati proprio medici, personale sanitario, 27 dicembre del 2020. Poi è cominciato personale, no? Gennaio, febbraio, personale sanitario, universitari, soprattutto quelli che frequentano, no, facoltà scientifiche e poi via via, cioè anche gli anziani. Adesso quindi siamo arrivati al momento della terza dose. Avete già cominciato con la terza dose a somministrarla? Allora, la ringrazio per la domanda perché è molto importante fare chiarezza su che cosa Sì, stiamo infatti. facendo e che cosa faremo nei prossimi mesi. Innanzitutto quello che muove la decisione di fare o non fare quella che appunto volgarmente viene chiamata terza dose è basato sull'evidenza.
Per cui dall'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità si evince come in realtà il vaccino stia continuando a fare quello che gli abbiamo chiesto di fare fin dall'inizio, ovvero proteggere le persone dalla malattia grave e quindi dall'ospedalizzazione, dal ricovero in terapia intensiva e quindi anche riduce la quota di decessi legati al Covid. E questo nella popolazione si mantiene come effetto. Si è visto però che in alcune fasce particolari di popolazione questa efficacia non è altrettanto buona. In particolare la prima fascia di popolazione che è stata studiata sono i pazienti immunocompromessi, ovvero quei pazienti che per una terapia in corso, immagino i pazienti che stanno facendo chemioterapia, radioterapia o per una condizione clinica sottostante di immunodeficienza, nel momento in cui hanno ricevuto le prime 2 dosi di vaccino non erano in una condizione ottimale affinché il loro sistema immunitario montasse una risposta adeguata. Questi pazienti sono stati studiati fin dall'inizio e per questi infatti sono già diverse settimane che abbiamo aperto la possibilità di fare una dose addizionale e che sono sostanzialmente la maggior parte di questi già stati vaccinati con quella che appunto possiamo chiamare terza dose, nel senso che per loro in realtà è proprio il ciclo vaccinale che si compone di 3 dosi. In questa fascia di pazienti diciamo, abbiamo quindi vaccinato di nuovo i pazienti trapiantati, i pazienti dializzati e queste categorie insomma, particolari. Questo però è una questione a sé stante. L'altro grosso capitolo invece sono le dosi booster. Si intendono dosi booster quelle dosi date di richiamo a distanza di tempo a fasce di popolazione per cui si è evidenziato che lievemente l'efficacia comincia a decadere. Volevo chiederle una cosa, visto che l'argomento è molto vasto, noi adesso dobbiamo chiudere questa puntata, possiamo averla ospite anche la prossima settimana? Ecco, perché così ci parla esclusivamente della terza dose, di come vi state organizzando. A questo punto io non posso fare altro che ringraziare la dottoressa Laura Brunelli, che ricordiamo essere responsabile per l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale della campagna vaccinale Covid. Ringraziare i nostri amici telespettatori per averci seguito e darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre con Family, Salute e Benessere. Arrivederci.